welfare, si trova in una situazione, di, crisi, legata alle, tante diverse sfide con cui, il nostro sistema di protezione sociale deve fare i conti. Quindi il welfare pubblico, è, fortemente, sfidato da un insieme di crisi che, si sono e si susseguono nel tempo e che insieme, mettono sotto pressione il sistema, di welfare italiano. Negli ultimi anni abbiamo visto, quello che chiamiamo secondo welfare, quindi, quell'insieme di iniziative e di interventi promossi anche da attori, non pubblici, penso al mondo del terzo settore e al mondo delle imprese, farsi avanti e, contribuire a, predisporre soluzioni e risposte, a queste crisi, continue. Penso alla crisi del 2007 e del 2008, alla crisi, pandemica, ma anche alle crisi, più, recenti. Oggi questo secondo welfare, si è rafforzato nei territori e vede sempre più, coinvolto anche l'attore pubblico a livello locale. Si sono rafforzate, delle reti multiattore in cui le istituzioni pubbliche, le pubbliche amministrazioni, si aprono e cercano la collaborazione, col mondo del terzo settore. Questo non stupisce, è sempre successo, ma è diverso il modo, in cui, il pubblico e il terzo settore lavorano insieme per predisporre prestazioni e servizi, per cittadine e cittadine, che vivono, i territori e le comunità. E poi sempre più, il welfare locale, si apre al coinvolgimento, delle imprese, delle organizzazioni, profit. E questo sta, io credo, trasformando, profondamente il sistema di welfare. Non che questi attori che ho citato non siano a loro volta, come dire, colpiti dalle conseguenze della crisi inflattiva, dei cambiamenti a livello, internazionale, ma provano, diciamo, questi attori tutti insieme a reagire, favorendo anche, diciamo, una logica di maggiore integrazione tra le risposte che si possono, fornire. Abbiamo visto, una crescente protagonismo del welfare cosiddetto territoriale. Una delle espressioni che, uso più spesso, è, territorializzazione del welfare, che significa guardare al ruolo che, i territori e le comunità, con tutte le organizzazioni, gli enti e gli attori che le compongono, possono oggi, svolgere nel ripensare, innovare profondamente, il welfare, locale. Guardare i territori, come dicevo, significa, partire, avere come punto di riferimento la comunità e i suoi attori da un lato e dall'altro riportare al centro le persone con i loro, bisogni. E questi bisogni stanno profondamente, cambiando a loro volta. Accanto ai i rischi e ai bisogni più tradizionali intorno ai quali si è costruito a partire dalla fine dell'Ottocento, il nostro sistema di welfare come quello di altri paesi, oggi vediamo che, c'è un catalogo molto ricco e articolato di cosiddetti bisogni emergenti, a cui il welfare locale tradizionale fa fatica a, fornire delle risposte. E allora, dentro i territori, attraverso quelle reti, multiattore, multi-stakeholder, si può, da un lato, comprendere quali sono i bisogni, questi bisogni emergenti a cui facevo riferimento. Pensiamo, ai bisogni, delle famiglie, i bisogni di conciliazione sono un tipico esempio. Quindi come bilanciare, le esigenze e, i desideri, lavorativi, i carichi lavorativi
con i carichi invece familiari di cura verso i figli o verso gli anziani, alla luce di una popolazione che invecchia. Le politiche per il lavoro, soprattutto quelle politiche per il lavoro attente al fenomeno della povertà lavorativa, il lavoro povero, avere un lavoro ma non avere una retribuzione sufficiente per una vita dignitosa. Questo è un secondo esempio che ci dice che il welfare locale è chiamato ad essere sempre più al centro e ripensare la propria offerta e lo deve fare lavorando sull'integrazione, che vuol dire superare una logica di interventi, di misure, di servizi dentro un'area di welfare, ma in modo trasversale favorire le connessioni, le collaborazioni, come dire, il rapporto che si sviluppa tra diversi assessorati, diverse aree di policy per mettere in campo delle misure che siano in grado di fornire alle persone, alle famiglie, una pluralità di interventi per renderle meno fragili sostanzialmente ed evitare il rischio di povertà e di povertà severa. Io credo che, guardando, al medio e lungo periodo, bisogna continuare, sulla strada, del rinnovamento e dell'innovazione e per farlo bisogna rafforzare, quella che chiamiamo, la governance collaborativa. Quindi, sistemi, di, governance, che diano spazio, ascolto, voce a quegli attori che ho, via via menzionato in questa intervista. E qui io voglio in particolare, richiamare il ruolo, proprio delle imprese, delle organizzazioni, produttive, che vuol dire, le imprese e anche, le parti, sociali che dentro le imprese rappresentano, certamente gli interessi datoriali, ma anche gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici. Credo che oggi, anche su questo versante, ci sia un grande spazio per, aprire il welfare a, nuove modalità e a nuovi servizi che, contribuiscano a fornire delle risposte anche a partire non solo esclusivamente a partire dalla dimensione lavorativa e aprire la dimensione lavorativa a quella comunità e a quel territorio che menzionavo, prima. Abbiamo visto crescere il welfare aziendale in questi anni, rafforzarsi, abbiamo visto rafforzarsi la contrattazione tra le parti e quindi, dare sostenibilità e legittimità a una serie di accordi, pensati, contrattati, dalle parti sociali, con una forte attenzione alla comunità e al territorio. Quindi la capacità di, trasferire, vantaggi che un tempo erano, o per una parte del mondo del lavoro, o rimanevano in qualche modo, dentro il contesto lavorativo, aprirsi al, territorio. E allora credo che, la contrattazione e la contrattazione che si fa sempre di più, territoriale, attenta alla comunità e al territorio, è una delle prospettive più interessanti a cui, dobbiamo guardare. E voglio sottolineare come ultimo aspetto il fatto che oggi siamo inseriti in un contesto, che, valorizza sempre di più le pratiche collaborative. Nel nostro sesto rapporto sul secondo welfare che abbiamo presentato, alcuni, giorni fa, all'inizio di dicembre, che ha come titolo "Agire insieme, per appunto cambiare, trasformare il welfare", si fa ampio riferimento alla coprogettazione, alla coprogrammazione. Queste coprogettazione e coprogrammazione sono oggi pratiche, che si vanno sempre più diffondendo a livello locale, che vedono in prima linea, le istituzioni pubbliche e il mondo del terzo settore. Ma io credo ci sia spazio perché anche, il mondo delle imprese, le organizzazioni che rappresentano il mondo delle imprese possano,
partecipare a questi processi collaborativi e dare un contributo sostantivo dal punto di vista delle idee, dal punto di vista delle soluzioni, dal punto di vista del cambio di paradigma, del cambio culturale che contribuisca a guardare sempre più al welfare, come un secondo welfare, un welfare che è pubblico, ma che accoglie il contributo anche di soggetti non pubblici.